Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, lunedì 24 agosto, buon inizio di settimana, un inizio settimana ricco di notizie, purtroppo molte di queste riguardano la cronaca nera, ma tante altre notizie che riguardano la politica, l'economia, come sempre per stare insieme con noi un'ora e mezza e raccontarvi il territorio. Prima di collegarci con Christian Arboit, che vedo già pronto a Tarso, siamo ovviamente in provincia di Treviso, una notizia dell'ultima ora e fra poco ce lo racconterà anche Federico Fusetti dal Vicentino, perché c'è un operaio di 20 anni in gravissime condizioni per un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina alle 9:30 all'interno di una ditta di Marano Vicentino. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, è stato investito da un muletto in movimento, riportando gravissimi traumi. A dare l'allarme i colleghi che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, rimasto immobile dopo l'impatto con la macchina che lo ha travolto. Ventenne che è stato soccorso dal personale del SUEM 118, stabilizzato sul posto, poi trasferito in condizioni gravi all'ospedale di Sant'Orso in provincia di Vicenza. Sul posto ovviamente anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Fra poco ci racconterà tutto Federico Fusetti a Marano Vicentino di questo gravissimo incidente sul lavoro. Ma adesso noi andiamo non a Tarso, chiedo scusa alla regia se possiamo anche cambiare la grafica al volo, ma a Vittorio Veneto, per parlare di un episodio avvenuto a Tarso, un episodio molto grave di cronaca. Allora, da Vittorio Veneto, Christian Arboit insieme a Tommaso Migot, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo a raccontarvi di una inquietante pagina di violenza giovanile che si è registrata ieri sera alla festa di Sant'Augusta a Serravalle di Vittorio Veneto. Un gruppo di giovani con ogni probabilità di origine straniera di seconda generazione ha aggredito due ragazzini, due fratelli residenti in zona. È stato un violento pestaggio, è stata una vera e propria aggressione, ce la racconta, abbassiamo la telecamera perché parliamo di minori, di minorenni, ce la racconta questa aggressione la mamma dei due fratelli. Tutto inizia su una giostra, sul Tagadà. Su questo Tagadà ci sono i suoi due figli, uno di 14, l'altro di 16 anni. Che cosa succede? Succede che mio figlio è al centro, come tanti ragazzini che sperimentano l'ebbrezza dello starsene in centro a questa macchina, a questo gioco, a questa giostra, e ad ogni modo un ragazzino di colore appositamente gli fa lo sgambetto in modo tale che cada per terra, facendosi chiaramente male, a che l'altro fratello vede questa scena e dice chiaramente usando un linguaggio probabilmente improprio ma tipico giovanile, gli dice: ma che cosa stai facendo? Cioè, si fa male così, non si fa. A questo punto si avventa tale soggetto su di lui andandogli a strappare la canottiera e nel contempo andandolo a strozzare in modo importante. E finalmente si lascia la presa, il Tagadà viene fermato, i ragazzi escono, e però questo reitera l'atto e quindi ritorna a strozzarlo in modo importante prendendolo da dietro. A questo punto interviene il piccolo che li separa perché vede che gli sta facendo male, ma cose dell'altro mondo. A quel punto però intervengono in una sorta di pioggia umana 15 individui chiaramente di etnia straniera, i quali vanno a dar manforte a questo primo soggetto che innesca l'azione, e tutto chiaramente nel silenzio, diciamo tutto fermo, cioè gli adulti che erano attorno non si muovono, c'è il silenzio a livello di azione. Allora intervengono i volontari in assistenza, quelli della protezione civile credo che si dicano, i quali riescono finalmente a separare i miei figlioli da questo gruppo arrabbiatissimo, perché evidentemente non vedevano l'ora di poter operare in questo senso. Sembrava che non vedessero l'ora proprio di essere abili a fare tutto ciò.
Allora Nicola, io ho parlato con i due figli della signora, sono molto provati e appunto il più grande racconta di essere stato appunto strangolato. Più volte gli hanno messo le mani addosso al collo, ci sono anche dei segni. Questa sera nel corso dei telegiornali vi mostreremo quello che è possibile, perché appunto, lo ripeto, stiamo parlando di minori, ma sono stati attimi davvero concitatissimi, davvero concitati, signora. Ma io ci tengo a dire che coloro che erano appunto i volontari, dopo averli separati, non hanno chiamato i vigili o chi doveva essere delle forze dell'ordine a identificare tali soggetti, ma si sono limitati a separarli, e una volta che i miei figli erano da parte in evidente stato di shock, hanno detto loro di tornarsene a casa. Quando un mio figlio, il più grande, era piegato a metà dal dolore e abbiamo dovuto portarlo noi al pronto soccorso perché dovevamo fugare che ci fosse qualche possibilità di emorragia interna o rottura a livello osseo. Però io rimango sgomenta del fatto che coloro che erano lì in assistenza avrebbero dovuto fare il loro dovere e quindi allertare le forze dell'ordine. Nulla di tutto ciò. Lei ha sentito la sindaca, fra poco la sentiremo anche noi, tenteremo di metterci in contatto. Lei si è sentita quindi con la sindaca Bagliana? Sì, la sindaca è una persona presente e quindi cerca di fare, per quel che ho potuto vedere io, il massimo. Certo però che anche lei credo abbia le mani legate, perché quando ha chiesto il report di quello che era insomma la serata, non le è stato riferito nulla, quindi tutto ok, e io credo che anche lei si trovi in difficoltà in una situazione simile. Cosa le hanno detto al pronto soccorso? Al pronto soccorso hanno detto che per fortuna questo figliolo che fa attività sportiva è ben stazzato, ma una persona normale in una circostanza simile avrebbe riportato molto possibilmente fratture o lesioni o comunque anche possibilmente un'emorragia, perché veramente il figliolo è ben, come dire, ben allenato, grazie al cielo. Quindi per fortuna la sua salute insomma è a posto. Lo ricordiamo, 15 persone contro una, contro due in realtà, e quindi poi per fortuna è andata bene da un punto di vista fisico. Restano delle ferite morali perché entrambi i suoi figli sono molto preoccupati in questo momento. Preoccupati anche perché ci sono azioni di possibile rivalsa, perché sappiamo che questa gente che ieri sera era presente sorrideva amenamente sapendo che tanto non vengono toccati, perché questa gente, sono certa, è già stata segnalata, tanto loro sono impuniti. Questa è la cosa grave. Ecco, prima suo figlio mi diceva, quando mi tenevano le mani strette al collo sorridevano con fare beffardo. Con fare beffardo, perché evidentemente questa cosa si è già ripetuta e hanno visto che non vengono toccati. Quindi questa è la mia preoccupazione. Dico, i figlioli dicevano non andiamo più fuori in gruppi di 2, dobbiamo andare fuori in gruppi di 4, di 5, perché non ci sentiamo sicuri. Allora io vedo che a livello vittoriese i vigili sono più impegnati a fare le multe ai ragazzini che hanno le targhe inclinate di un grado in più, un grado in meno, piuttosto che non, e quindi a fare la multa facile, piuttosto che non seguire i ragazzini che fanno, che spacciano e che sono effettivamente soggetti violenti, perché i miei figli mi dicono: mamma, a me agli occhi, è sotto gli occhi di tutti, ai giardini del Lux non si può più andare, al parco Papadopoli bisogna stare attenti e soprattutto in certi orari. Questi hanno veramente libertà, non vengono fermati, quindi noi abbiamo paura. Signora, grazie davvero per il suo appello. Torneremo ovviamente, Nicola, su tutti i dettagli di questa serata turbolenta, quantomeno turbolenta, drammatica, a Vittorio Veneto. Chiaramente poi la segnalazione è scattata alle forze dell'ordine, sarà formalizzata, immagino, anche una denuncia. Me lo conferma, signora? Farete chiaramente regolare denuncia? Assolutamente, è il nostro dovere di cittadini. Quindi operiamo in questo senso, sperando che non sia l'ennesima denuncia che finisca nel nulla di fatto. E specifico un'altra cosa, perché è importantissima secondo me. Mio figlio ha effettivamente detto questo: io non ho reagito, mamma, perché sapevo che se avessi dato anche solo un calcio, un pugno in senso di risposta sarei finito ovviamente in errore, e so alla fine che a livello civico è bene
incassare in questo caso, perché è un attimo finire dall'altra parte. Grazie ancora signora. Nicola, questo è il quadro da Vittorio Veneto, ti restituisco la linea con Tommaso Megotti. Grazie davvero, grazie anche alla signora che ha accettato di parlare con noi. Vittorio Veneto, chiaramente prima ho parlato di Tarso erroneamente, Tarso non c'entra nulla, è successo tutto quanto a Vittorio Veneto. Allora, fra poco torneremo a parlare di Maranza e di baby gang e di violenze, perché ci sono altri casi, altre vicende, una tra Bibione e il Pordenonese, un'altra nel Vicentino, ma come dicevamo in apertura andiamo velocemente da Federico Fusetti a Marano Vicentino per questo gravissimo infortunio sul lavoro, un operaio ventenne travolto dal muletto. Buongiorno Federico. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori e come dicevi la situazione purtroppo qui è grave, siamo a Marano Vicentino, l'azienda alle mie spalle, la Valortigara, che si occupa di trattamento di rifiuti. Io e Simone Squarcina siamo venuti qui per capire meglio quello che è accaduto. Un ragazzo di 20 anni, la vittima, che è stata travolta da un muletto ed è in gravissime condizioni all'ospedale di Sant'Orso. Sono stati i suoi colleghi a dare subito l'allarme, arrivati sul posto i sanitari del 118, hanno cercato di stabilizzare il ferito e poi l'hanno trasportato, come dicevo, all'ospedale di Sant'Orso. È accaduto tutto attorno alle 9:30 di questa mattina, poi sul posto sono arrivati anche i tecnici dello Spisal, i carabinieri, per capire meglio la dinamica di quello che è accaduto, però insomma quel che resta è un ferito gravissimo, giovane, 20 anni, ancora una volta, anche se ora c'è da stabilire cosa è accaduto realmente, quali sono i contorni di questa vicenda. Se avremo aggiornamenti, Nicola, naturalmente ti richiederò la linea. Federico Fusetti, Simone Squarcina, ritroveremo Federico e Simone fra poco, perché ci racconteranno in un contributo che hanno realizzato questa mattina, prima che poi uscisse anche questa notizia di cronaca, sempre a Marano Vicentino, di un 16enne invece che è stato aggredito. Quindi torniamo a parlare di Maranza, torniamo a parlare di violenza tra giovanissimi. Prima però di andare a Marano Vicentino c'è un'altra vicenda terribile e sconcertante che è accaduta a Bibione e che riguarda un signore, un anziano ottantenne friulano che è stato gettato letteralmente da un pontile mentre stava pescando a Bibione, gettato in acqua e se l'è cavata davvero per miracolo. Ha seguito questa vicenda Federico De Ros con Michele Zanette. Sì, buongiorno e ben ritrovati da San Martino al Tagliamento, dove la comunità è incredula e particolarmente arrabbiata per il fatto di cronaca avvenuto ieri all'alba a Bibione. Erano le 6:50 del mattino quando un ottantenne, proprio residente a San Martino al Tagliamento, del quale non sono state rese ancora note le generalità, è stato spinto in acqua mentre pescava di spalle da due Maranza. L'uomo, una volta precipitato in acqua, fortunatamente sapeva nuotare. Sotto shock è andato contro corrente, nuotando per dirigersi ai pali del pontile e dandosi molta forza e tanto coraggio è riuscito a risalire da solo. Lui stesso poi ha allertato il numero unico per le emergenze 112, arrivati sul posto i sanitari del 118 lo hanno medicato e trasferito in ospedale con qualche escoriazione e diversi traumi riportati proprio dalla caduta. Un fatto che di fatto, scusate il gioco di parole, rende davvero incredula, come abbiamo detto all'inizio, arrabbiata la stessa comunità, che abbiamo intervistato questa mattina qualche residente che si è detto proprio arrabbiato per questi continui episodi di violenza che avvengono in questo caso in regione Veneto, ma che colpiscono direttamente anche la comunità del Pordenonese. Un episodio di violenza sicuramente da condannare. Delle telecamere di videosorveglianza in questo momento in possesso di Bibione Spiagge sono state prese e analizzate, sono sotto sequestro da parte dei carabinieri e sotto la regia ovviamente della procura di Pordenone. Avrebbe
avrebbero immortalato i due giovani, i due Maranza, con il volto non travisato, quindi si vedevano in faccia molto bene, che sono diretti verso l'uomo che pescava questo ottantenne per poi spingerlo in acqua. Inoltre c'è anche un'immagine di una Citroen con a bordo proprio questi due giovani, che poco dopo le 6:50 si dileguava. Dalle prime informazioni proprio i carabinieri e le forze dell'ordine, analizzate le telecamere di videosorveglianza, avrebbero rintracciato il titolare dell'auto, quindi sono attese, immaginiamo nelle prossime ore, ulteriori sviluppi anche per capire che cosa succederà a questi due giovani. Tra le richieste proprio degli stessi residenti della comunità di San Martino al Tagliamento, chiedono ovviamente pene più severe, che venga fatta giustizia per un fatto che potrebbe prendere l'accusa anche di tentato omicidio, perché lo stesso ottantenne ha rischiato di per sé la vita, colpito alle spalle, una violenza senza motivo. Alcuni dei residenti hanno detto purtroppo per noia i giovani quest'oggi fanno di tutto, e ovviamente sono episodi che poi sfociano nella violenza. Un fatto grave, sicuramente da condannare. Seguiranno ulteriori aggiornamenti questa sera al telegiornale. Per il momento da San Martino al Tagliamento è tutta. Te in studio. Grazie a Federico De Rosso. Lo dicevamo, un'altra vicenda, un sedicenne aggredito in strada si è divincolato, è riuscito a scappare, è accaduto a Marano Vicentino, dove prima di recarsi al luogo del drammatico incidente sul lavoro, il nostro Federico Fusietta era stato proprio nella zona dell'aggressione. Sentiamo cosa ha raccolto. Siamo a Marano Vicentino per parlarvi di un episodio che sarebbe avvenuto proprio qui in paese, un'aggressione ai danni di un ragazzo, di un minorenne, quindi insomma ovviamente un episodio che potrebbe un po' preoccupare anche la cittadinanza, e chiediamo conferma al sindaco Marco Guzzonato. Grazie per essere con noi. Poi, ovviamente tutto da chiarire, poi le forze dell'ordine capiranno meglio cosa è successo. Insomma, lei che notizie ha? Sì, allora si tratta di una aggressione che è avvenuta insomma, di fatto qualche giorno fa. Io ho contattato la mamma del ragazzo, ovviamente per manifestarle la vicinanza, anche per dirle insomma che se c'è qualsiasi necessità noi ci siamo. Adesso però la questione è al vaglio dei carabinieri, che devono aiutarci a capire che cosa è avvenuto, e quindi insomma è importante che adesso venga svolto quel lavoro lì diciamo di indagine, di verifica della presenza magari di telecamere in aree private che possono dare una mano, anche se questa aggressione è avvenuta in orario serale, per cui probabilmente con condizioni di luce non favorevoli. Ecco, in questo momento ovviamente si tratta di tutelare al massimo così anche la sicurezza del minore che è stato coinvolto, perché stiamo parlando appunto di un soggetto minore, però attendiamo di capire, con la giusta preoccupazione rispetto a un evento a cui ovviamente non siamo abituati e che ha delle particolarità insomma sicuramente preoccupanti, però lo consideriamo un episodio assolutamente isolato e sul quale però vogliamo che sia fatta il massimo della chiarezza, e soprattutto speriamo che si riesca a risalire anche alle origini e a chi si è reso responsabile di un atto di questo tipo. Secondo il racconto il ragazzo stava camminando e sarebbe stato appunto aggredito alle spalle da una persona, e insomma, il fatto che comunque sia un ragazzo atletico gli ha consentito in qualche modo insomma, di rispondere, di reagire e di mettere in fuga l'aggressore. Sì, esatto, quindi qua questi sono gli elementi che ci sono finora. So che la famiglia ha avuto appunto un primo contatto con i carabinieri la sera stessa dell'episodio, e poi questa mattina insomma sarebbero andati per completare tutte le fasi di denuncia, insomma quelle un po' più diciamo burocratiche. Comunque io mi sono relazionato che con i carabinieri che stanno lavorando sulla questione, quindi siamo anche fiduciosi insomma di poter contare sul loro lavoro, e vediamo che cosa emergerà. Ultima cosa, insomma, in parte anche già risposto, un messaggio che possiamo dare ai cittadini. Diceva anche che non siete abituati a episodi del genere.
No, infatti, per cui insomma dobbiamo comunque considerare che purtroppo insomma ci possono essere eventi di questo tipo. Comunque il nostro è un territorio tranquillo e sicuro, non esente insomma da situazioni che purtroppo ogni tanto si verificano un po' dappertutto. Ecco, però direi che con calma possiamo verificare che cosa è successo e possiamo tenere attivate tutte le dinamiche di collaborazione per quanto riguarda le segnalazioni da parte della cittadinanza e i soggetti preposti, polizia locale, carabinieri, polizia, per quanto riguarda la difesa dell'incolumità, della sicurezza delle persone. L'amministrazione c'è, quindi dobbiamo mantenere la fermezza rispetto a questi episodi che assolutamente vanno contrastati, ma anche la serenità di poter continuare a vivere i luoghi pubblici e la vita sociale del paese. Grazie al sindaco Marco Guzzonato, vi terremo aggiornati. Grazie anche a Federico Fusetti di nuovo. Intanto ha riaperto gli occhi Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, ricoverato in terapia intensiva a Barcellona dopo l'aggressione subita 10 giorni fa. Il giovane respira autonomamente, ha reagito ad alcuni stimoli e ha stretto la mano della mamma. Vediamo se c'è il servizio. Il servizio su Nicola Maggiotto. Chiedo alla regia. Eccolo. Abbiamo avuto una bella notizia questa mattina, Nicola ha aperto gli occhi e sembra abbia stretto la mano di mia sorella, quindi noi siamo molto felici e speriamo che il risveglio continui, non è ancora concluso ma che continui così. Gli occhi lucidi e la voce rotta dalla commozione della zia Anita Pellizzari nel dare la notizia che tutti aspettavano con ansia. Il lento risveglio di Nicola Maggiotto è iniziato. A 10 giorni dalla brutale aggressione subita dal 21enne di Asolo a Barcellona, all'esterno di un locale, arrivano i primi segnali di risveglio dal coma, con piccoli movimenti delle gambe e delle braccia e la stretta alla mano di mamma Loretta, che riempie il cuore di speranza. Con tutte le cautele e la prudenza del caso, Nicola Maggiotto, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mare del capoluogo catalano, è ancora parzialmente sedato. La terapia farmacologica è ancora in corso, ma è stata ulteriormente diminuita in previsione di un risveglio totale. Dal poterlo soltanto guardare da lontano e sperare, adesso finalmente c'è un qualcosa che viene da lui, ecco, un movimento, una stretta di mano, aprire gli occhi, cioè finalmente sembra che sia tornato. Il percorso di risveglio non è ancora concluso, poi naturalmente dovranno essere fatte tutte quante i test per vedere effettivamente quale sia la situazione dopo il trauma che ha subito, però appunto noi abbiamo fiducia e ce n'è da tanta anche la gente che continua a dimostrarci il suo affetto. Ed è davvero tanto l'affetto e la vicinanza che moltissime persone in questi giorni difficili stanno manifestando a mamma Loretta e papà Daniele, in costante contatto con i genitori, l'avvocata Monica Cornaviera che assiste la famiglia. Anche i genitori mi pregano di trasmettere il loro ringraziamento perché sentono veramente tante persone vicine, in tanti si sono proposti per aiutarli sia a Barcellona per trovare un alloggio, per avere un sostegno con la lingua, con l'interpretazione, ma anche proprio per le piccole esigenze quotidiane, anche con la preghiera. Da Asolo e dall'Italia intera, alla comunità italiana in Spagna si moltiplicano le manifestazioni di sostegno alla famiglia. Il grandissimo calore delle persone non solo conoscenti che sono anche arrivate in Spagna, proprio persone che danno solidarietà direttamente a mia sorella e mio cognato. Le indagini, intanto coperte dal massimo riservo dagli inquirenti spagnoli, continuano per arrivare ad identificare gli aggressori di Nicola. Sotto la lente le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della Rissa. Adesso invece apriamo un'ampia pagina, purtroppo ampia, dedicata agli incidenti stradali e alle tragedie lungo la strada, purtroppo tragedie che continuano nel nostro territorio, nel nostro Veneto. Andiamo in ordine cronologico e partiamo da quanto accaduto ieri sera poco dopo le 18:30 a Dolo, tra Dolo e Stra, con un 35enne di Fossò che è morto
in uno schianto a bordo di un'auto da rally. Ilaria Marchiori con Francesca Pezzo, buongiorno. Buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in compagnia del sindaco di Dolo Gianluigi Naletto per parlare di quanto accaduto ieri. Mirko Celin si trovava al lato passeggero, a guidare era un suo coetaneo a bordo di un'auto da rally. L'auto proveniva da Dolo, noi qui ci troviamo lungo via Dolo perché l'incidente è avvenuto proprio al confine tra Dolo e Stra, quindi tra i due comuni, e l'auto proveniva appunto dal punto che vi stiamo facendo vedere e si dirigeva verso Stra, una strada che come vedete è molto stretta, priva di marciapiedi, e siamo qui proprio insieme al sindaco di Dolo per parlare della questione anche sicurezza. Ricordiamo che la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Vigonovo, intervenuti sul posto, che stanno cercando di capire che cosa sia accaduto esattamente, però dall'altro lato si parla della questione di questa strada. Una strada importante che collega appunto due paesi, una strada non ampia ma che vede delle limitazioni di velocità presenti sia nel comune di Dolo che di Stra, della segnaletica rafforzata a 50 km all'ora come limite di velocità e a 30 nei centri, diremo, più vicini alle case. Cosa è accaduto? Lo si vedrà bene nelle analisi tecniche. Ecco, c'è l'amaro però in bocca, c'è la tragedia di una giovane età, ecco, lasciata sulla strada, sull'asfalto. Peraltro anche uno sportivo, un giovane con tanta voglia di vivere, che proprio attraverso anche una passione che oltre a quella della bicicletta era l'auto, ha trovato la morte. Ecco, che sia questo di esempio emotivo nell'insistere, nell'educare, nel far percepire il rischio che c'è nel non rispettare il codice della strada. Da parte nostra tutto l'impegno a rafforzare quelli che sono i nostri strumenti locali di sicurezza, ma rimane, ecco, questo un aspetto culturale molto molto importante. Ecco, avete sentito, dunque c'è ancora molto da fare anche sotto questo punto di vista. Io ringrazio il sindaco Naletto e da Dolo restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Francesca Pezzo è il sindaco di Dolo. Qualche ora dopo un'altra tragedia, questa volta in A4 all'altezza di Noventa Padovana, ai confini con Padova. Stavolta parliamo di una moto con in sella un 25enne e un 19enne e un tragico incidente. A perdere la vita è la ragazza. Chiara Gaiani in diretta con Cristian Roccaiende. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, con il collega ci troviamo all'altezza del casello di Padova Est. L'incidente di cui parlavi è avvenuto intorno all'1:30 di questa notte, è avvenuto nel tratto autostradale della 4 che da Venezia porta verso Padova Ovest. Appena superato il casello di Padova Est, la moto sulla quale viaggiavano i due giovani, la ragazza che purtroppo ha perso la vita residente a Rubano, mentre il 20enne vive ad Abano Terme, è avvenuto appunto all'altezza del casello di Padova Est. Il giovane alla guida ha perso il controllo della moto secondo i primi riscontri ed è finito contro il guardrail, un impatto violentissimo. Pensate, 7 veicoli che sopraggiungevano in quel momento, nonostante il traffico scarso, sono stati coinvolti dall'arrivo di alcuni detriti. L'allarme è scattato immediatamente, tempestivi i soccorsi sul posto, i sanitari del SUEM 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Venezia che stanno conducendo le indagini sull'esatta dinamica di quanto avvenuto per la giovane donna. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre il giovane che era alla guida della moto è stato rianimato sul posto e poi portato in ospedale a Padova. Ci sono degli aggiornamenti favorevoli per fortuna sulle sue condizioni, che restano molto gravi, ma i sanitari hanno sciolto la prognosi per la sua vita. Indagini in corso, come dicevamo, purtroppo davvero un tragico incidente che è costato la vita ad una giovane donna. Maggiori informazioni nelle edizioni del telegiornale di questa sera. Ringrazio Cristian Roccaiende per la collaborazione tecnica. Da Padova la linea può tornare allo studio.
Grazie a Chiara Gaiani. Noi torniamo per un attimo in Friuli Venezia Giulia, in Friuli. Siamo a Basiliano, siamo nella provincia di Udine per l'altra grande tragedia di queste ore, lo schianto in auto sulla Pontebana contro un platano, una bambina di 11 anni che muore, gravissima la sorellina. Le ultime novità con i colleghi della redazione di TV12. Stefano Giovanpietro, buongiorno. Sì, buongiorno, per parlare proprio dal luogo dell'incidente, di una tragedia che ha sconvolto tutta la popolazione, chiaramente di Basiliano, di Udine, dove era residente la famiglia, dove è residente la famiglia protagonista di questo incidente, ma che ha scosso un po' tutta l'opinione pubblica, perché ovviamente fa sempre male quando viene a mancare una bambina piccola. Noemi Schiavo, 11 anni, ha perso la vita ieri in questo tragico incidente. Grazie alle immagini di Alessandro Fiermonte vi stiamo facendo vedere proprio il punto esatto della fuoriuscita dell'auto e soprattutto il punto di impatto con il platano che riporta i segni del duro colpo preso in questo momento. Vi stiamo facendo vedere proprio anche ancora qualche detrito che c'è in questa tratto di strada della Pontebana che insomma collega Sacile a Tarvisio. Siamo nella zona di Basiliano, la macchina, la Ford Focus, procedeva verso Udine e per cause in corso di accertamento è fuoriuscita la Ford Focus di strada nella carreggiata opposta, finendo la sua corsa proprio qui. Il padre delle due bambine coinvolte nell'incidente, Addis Schiavo, 45 anni, appunto è quello che ha riportato i danni minori, codice giallo, è stato portato dall'elisoccorso regionale all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. La situazione disperata è stata invece riscontrata per le sue due figlie che viaggiavano sul sedile posteriore. Le indagini chiariranno se erano assicurate o meno al sedile. Entrambe in arresto cardiocircolatorio, entrambe caricate immediatamente sull'ambulanza che è arrivata poco dopo le 15:13, quando è scattata la chiamata al numero di emergenza. Una corsa disperata in ospedale, scortati dalla polizia stradale, e nel mentre già si tentavano le manovre di rianimazione sulla piccola Noemi, 11 anni, ma si sono rivelate vane ed è stato dichiarato il decesso poco dopo il ricovero in ospedale. Una tragedia enorme che però tiene ancora tutti con il fiato sospeso, perché la sorellina di 4 anni, invece lottando strenuamente, ha visto il suo cuore riprendere a battere, però è dovuta sottoporsi a un intervento d'urgenza al polmone, ha traumi importanti alla testa, per questo non è ancora fuori pericolo di vita e si attendono notizie, aggiornamenti, si spera, positivi dall'ospedale. Vi facciamo vedere in ultimo la strada, che come dicevamo non presenta alcun segno di frenata, quindi è una fuoriuscita autonoma. L'ipotesi che prende più corpo è ovviamente quella del malore, ma non si esclude nulla. Gli unici segni che rimangono sull'asfalto sono quelli della terra smossa dal carro attrezzi per tirar via la macchina, la Ford Focus, che si era praticamente accartocciata intorno a quest'albero. Una strada che ovviamente presenta un tasso di incidentalità piuttosto alto, circa 130 sinistri l'anno, di cui alcuni gravi, altri anche fatali come in questo caso, però il manto stradale è perfetto, ce lo ha ricordato l'assessore di Basiliano, l'assessore alla viabilità di Basiliano, che sentiremo a brevissimo. Chiaro che è un tratto in cui a volte si può andare a velocità un po' sostenute, anche se siamo tra due rotonde, c'è tutto il percorso possibile per arrivare a velocità elevate. Non che sia questo il caso, o lo diranno solamente le indagini, però è una considerazione che abbiamo girato proprio all'amministrazione comunale. Oggi il sindaco non era presente, abbiamo parlato con l'assessore Alessandro Aita, che ci ha spiegato sia l'umore di una comunità toccata da questo incidente che dei ragionamenti che abbiamo condiviso insieme sulla strada, e lo sentiamo. Con l'assessore Alessandro Aita, tra le deleghe anche quella della viabilità. Insomma, ieri è stata una giornata che ha colpito tutti, ha colpito tutta l'opinione pubblica regionale per un incidente avvenuto qui vicino. Ecco le sue considerazioni.
Sì, purtroppo anche anch'io ho saputo di questa tragedia e ho parlato anche un po' stamattina col sindaco che è assente per ancora alcuni giorni di ferie. E tutta la popolazione, noi dell'amministrazione, insomma, siamo costernati da questa tragedia. Perdere la vita a una ragazzina di 11 anni è un dispiacere, insomma, un dispiacere che ho colto anche parlando con alcuni cittadini. Non conosco le dinamiche dell'incidente, per cui non sono in grado di dire nulla su questo. La strada è una strada in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade, l'asfalto è appena stato rifatto, l'unica discriminante sono questi platani, no? E il destino ha voluto che un platano causasse quello che è successo, questa tragedia. Il bilancio ovviamente è grave, pesante, una ragazzina morta, una in terapia intensiva, il papà anche lui ha avuto delle conseguenze. Per cui siamo vicini, io personalmente, ma credo di esprimere il parere, insomma, della popolazione di Basiliano, siamo vicini a questa famiglia così duramente provata. Sì, ovviamente anche con la speranza che arrivino notizie positive dall'altra sorellina dall'ospedale. Il ragionamento sulla strada, chiaramente i platani ci sono, servono, fanno ombra, possono essere, come è successo in questo caso, un pericolo, però in generale è una Pontebana, è una strada che durante l'anno ha tanti incidenti. Insomma, si può fare qualcosa secondo lei per cercare di limitarli? Ma diciamo il periodo, poi direi che l'asfalto in questo momento, insomma, non crea problemi, le condizioni atmosferiche erano buone, per cui l'unica cosa mi viene a pensare se diciamo così, il percorso era verso Codroipo, il percorso della macchina fosse verso Codroipo, potrebbe essere il sole che ha abbagliato, insomma, no, il guidatore. La strada, ripeto, è stato appena fatto l'asfalto, sono state rifatte la segnaletica orizzontale, per cui non credo quello sia un problema. Il problema, diciamo così, è causato, sì, ripeto, le dinamiche non le conosco, ma se la macchina ha sbandato potrebbe essere anche, diciamo così, un sorpasso azzardato. Il traffico su quella strada lì c'è molto traffico. No, ieri era anche una giornata di festa, per cui in questo periodo magari la gente va al mare, non percorre quella strada lì, penso io, insomma, no? Però insomma è successo questo, dispiace che sia successo e ripeto, insomma, non credo sia un problema legato all'asfalto, potrebbe essere un malore anche, insomma, no? Chi lo sa. Ovviamente può essere tra le situazioni che verranno valutate, le indagini faranno certezza. Le rotonde aiutano, magari forse a volte un po' si spinge troppo sull'acceleratore, comunque dicevamo le rotonde sicuramente contribuiscono a rallentare, però nei tratti intermedi poi può succedere. Beh, infatti è successo proprio nel tratto intermedio fra due rotonde, insomma, no? Per cui, come diceva lei, insomma, in prossimità di una rotonda è d'obbligo, diciamo così, rallentare, per cui riprendere, diciamo, ad alta velocità in quello spazio appunto fra una rotonda e l'altra è un po' difficile, insomma, no? O meglio, tutto è possibile, però insomma si spera, insomma, che le rotatorie, insomma, servano anche a questo, insomma, no? A rallentare il traffico e a far sì che i guidatori siano più prudenti, insomma, no? Queste dunque le parole dell'assessore di Basiliano. A proposito di incidenti, sembrava un normale incidente, seppure grave, quello avvenuto il 25 aprile scorso a Treviso, quando un 25enne studente universitario aveva
investito una 61enne in bicicletta, poi era scappato, era stato individuato ed era stato accusato di omissione di soccorso, il classico pirata della strada. Ebbene, c'è una svolta nelle indagini in queste ore, perché dagli approfondimenti effettuati dalla Polizia Stradale di Treviso sulla dinamica, in particolare esaminando le immagini della dash cam montata sulla vettura che seguiva quella guidata dal giovane, sembra che il 25enne abbia intenzionalmente investito la donna di proposito, dunque, e quindi dopo l'esame delle immagini e il nuovo quadro indiziario l'accusa è diventata quella di tentato omicidio. L'ipotesi di reato nei confronti del 25enne, da lesione stradale con omissione di soccorso a tentato omicidio. È emerso che la vittima, 61enne, era stata maestra elementare nella scuola dell'investitore, un elemento che andrà ulteriormente approfondito anche per capire il movente di questo tentato omicidio, quindi una svolta clamorosa nelle indagini a Treviso. Andiamo velocemente in pubblicità, ma ci sono ancora tantissime notizie e anche immagini da vedere, a partire dalle immagini dell'incidente avvenuto sulle torri del Falzarego sabato scorso e che miracolosamente si è risolto senza gravi conseguenze. Lo vedremo fra poco dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, lo dicevamo prima della pubblicità. Torniamo allora all'incidente sulle torri del Falzarego di sabato scorso, che miracolosamente si è risolto senza gravi conseguenze né per la paziente né per la dottoressa dell'equipe dell'elicottero del SUEM. Ci torniamo perché il video che riprende quei momenti drammatici a cui avevamo fatto cenno nel telegiornale di sabato è diventato virale. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Sì, è proprio così, e sabato ve lo avevamo anticipato. È stata una escursionista presente in zona a riprendere con il suo telefonino le fasi del soccorso alla base della parete delle torri del Falzarego, che si è concluso in maniera drammatica. Sabato vi avevamo parlato di miracolo, e osservando ciò che è accaduto possiamo proprio dire che così è stato. E allora vediamolo insieme il video. Falco 1 inizia la sua manovra di avvicinamento all'equipe a terra. Fra i soccorritori c'è la paziente, un'alpinista veneziana di 25 anni che si era infortunata mentre arrampicava. Dall'elicottero inizia a scendere il verricello. La dinamica di quanto accaduto pochi secondi dopo sembra essere il risultato di una serie di eventi concatenati. Al momento dello sgancio dal vincolo a parete, prima ancora di essere collegata al verricello, la barella sembra rimanere libera e rimbalza, probabilmente anche a causa dello spostamento d'aria provocato dal flusso del rotore dell'elicottero. La dottoressa del SUEM perde l'equilibrio e cade all'indietro, e con lei la barella su cui è assicurata l'alpinista. Gli attimi che seguono sono impressionanti. Miracolosamente né la paziente, tantomeno la dottoressa, hanno riportato conseguenze gravi. La professionista del SUEM già sabato sera è stata dimessa dal San Martino di Belluno dopo che l'attacco a cui è stata sottoposta ha dato esito negativo. L'alpinista veneziana invece è stata trasportata al Cafoncello di Treviso, e le sue condizioni di ingresso erano simili a quelle riscontrate al momento del soccorso in parete. Sull'incidente naturalmente sono in corso accertamenti, ma se ce ne fosse ancora bisogno, l'episodio è la rappresentazione plastica dei rischi quotidiani messi in conto dagli equipaggi di elisoccorso, delle eliambulanze. Certo, sabato l'episodio è stato, se possibile, ancora più impattante, visto che negli stessi minuti, a poco più di una decina di chilometri in linea d'aria dalle torri del Falzarego a Rio Gere, si svolgeva la commemorazione della tragedia in cui 17 anni l'intero equipaggio di Falco morì. Quel pomeriggio erano da poco passate le 15 ed era il 22 di agosto. L'elicottero precipitò dopo avere impattato con i cavi della media tensione. Questo dunque è davvero un video incredibile di quanto accaduto sabato, che ci ha appunto raccontato Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Invece una tragedia che si è consumata
quella nei cieli del Lazio, con il 59enne Danilo Fachin, residente a Monfalcone ma originario di Vicenza, che è morto precipitando con il suo aliante nel corso di una competizione sportiva. Vogliamo ricordarti così, felice, sorridente e pronto per un volo con il tuo amato aliante. Oggi il cielo sembra un po' più vuoto senza di te, ma vogliamo immaginarti ancora lì, tra una termica e l'altra, con la gentilezza e la simpatia che ti contraddistinguevano. Così i colleghi e gli amici dell'Aeroclub Avro di Rivoli Osoppo hanno ricordato via social Danilo Fachin, il pilota 59enne originario di Vicenza, ma residente a Monfalcone, che ha perso la vita precipitando con il proprio aliante in località Torretta, a poco più di 1 chilometro di distanza dall'aeroporto Ciuffelli di Rieti. Fachin stava partecipando alla Coppa Città di Rieti, competizione dedicata al volo a vela. L'incidente è accaduto in volo, per causa ancora non chiara e forse un malore. L'aliante ha perso vertiginosamente quota in modo improvviso fino a precipitare a terra. L'impatto è stato talmente violento da non lasciargli alcuna possibilità, nonostante il pronto intervento sul posto dei sanitari. Indagini sono in corso per accertare l'esatta dinamica della tragedia. Militare di carriera, la passione di Fachin per il volo era di lunga data. Dopo aver interrotto per un periodo l'attività, era tornato a volare da circa 2 anni. In lutto la comunità triveneta legata al volo in aliante, che ha diffuso la tragica notizia con un tam tam di notizie via web. E poi il volo, un lancio nel vuoto da 30 metri della torre dell'Ikea a Padova, un video che è diventato virale, quello del paracadutista statunitense Matteo Massoni, ma le autorità cittadine intervengono, pratica pericolosa, non dovete imitarlo. La torre dell'Ikea, il casello di Padova Est e il base jumper statunitense Matteo Massoni, che pochi attimi dopo il lancio apre il paracadute fermandosi proprio a ridosso dell'ingresso dell'autostrada A4. È il 13 agosto quando il paracadutista, diretto dalla Slovenia alla Svizzera, sceglie proprio l'area di Padova Est per quello che definisce nei suoi social da 500.000 di follower un bel pit stop. Ho dovuto fermarmi, aggiunge. Ero passato di lì l'anno scorso, ma ero di fretta, questa volta ho dovuto farlo. Una sfida non tanto di altezza, poca cosa, i 30 metri della torre Ikea, ma di atterraggio in spazi ridotti, quella provata da Massoni. Una pratica molto pericolosa in città e da non imitare, lo ribadisce, rilanciando il video sui social, il presidente del Consiglio regionale Zaia. Ogni anno sono centinaia i morti per attività simili a queste, tanto che la pratica è illegale. Massoni è certo un esperto, soprattutto in contesti montani, e Padova non è nuova a simili sfide alla ricerca di like, che possono purtroppo anche costare la vita. Restiamo nel padovano, andando però a Milano, perché ci sono nuovi guai per il trapper di origine padovana Tony Boy, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. In diretta social il 26enne ha postato le fasi della perquisizione nel suo appartamento, cosa che gli è costato ovviamente una denuncia aggiuntiva. La perquisizione della polizia in diretta su Instagram e il rapper Tony Boy, che per questo si becca anche una denuncia per trattamento illecito di dati. Nuovi guai con la giustizia per il rapper padovano all'anagrafe Antonio Weber da venerdì nel carcere di San Vittore a Milano, dopo che a seguito di una perquisizione la polizia in casa gli ha trovato 4 grammi di cocaina, 8 di hashish, della marijuana, una pistola calibro 6,35 con matricola a brasa, un caricatore con 7 cartucce e altre cartucce di diverso calibro. Un arresto che il rapper ha ben pensato di condividere con i suoi follower in una live che si è interrotta, ma che nel frattempo era già diventata virale. Per il rapper le accuse sono di detenzione di stupefacenti fini di spaccio, detenzione di armi clandestine, oltre che resistenza a pubblico ufficiale e trattamento illecito di dati. Incertezza regna anche sulle prossime date del tour estivo del rapper, che il 27 avrebbe dovuto esibirsi a Palermo. Giovanissimi, torniamo a parlare di giovanissimi, in questo caso torniamo nel Vicentino. Ha appena 15 anni, ma secondo la polizia locale sarebbe stato uno dei punti di riferimento dello spaccio nel quartiere San Vincenzo a Atene. In casa gli agenti gli hanno trovato oltre 75 grammi di hashish, un bilancino e materiale per confezionare le dosi. Minorenne che è stato denunciato, è il terzo minorenne bloccato nel giro di poche settimane. È
capillare e costante il controllo del nostro territorio da parte della Polizia Locale Nord-Est Vicentino. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, commenta la nuova operazione della Polizia Locale. Un ragazzo di appena 15 anni finisce nel mirino degli agenti del Consorzio Nord-Est Vicentino. È l'ultimo sviluppo dell'indagine sullo spaccio di hashish a Thiene nel quartiere San Vincenzo. Dal primo arresto del 4 agosto gli agenti hanno continuato a lavorare per settimane con controlli mirati, osservazioni e attività investigative, arrivando a individuare un ulteriore presunto punto di spaccio. Quindi, il 18 agosto, vicino alla chiesa del quartiere, gli agenti hanno fermato un minorenne che tentava di liberarsi di un involucro con circa 10 grammi di hashish. Scattata la segnalazione alla prefettura, il ritiro della patente e il fermo del ciclomotore. Le successive osservazioni portano sabato a un quindicenne, fermato in via San Vincenzo con una dose di hashish. Viene sottoposto a ulteriori accertamenti. Nella sua casa gli agenti sequestrano altri 75 grammi di sostanza, un bilancino di precisione che serviva per spacciare la droga, materiale per confezionare le dosi e denaro contante. Il quindicenne è stato denunciato in libertà alla Procura dei minori di Venezia. A Thiene l'attenzione è alta e il territorio è controllato e presidiato. Seconda spaccata in meno di un mese in un ristorante a Selvazzano, siamo di nuovo nel Padovano, c'è lo sfogo del titolare per i danni subiti, al microfono di Valentina Visentin. 2 spaccate in poco meno di un mese per Federico Contin, imprenditore che ha aperto a fine giugno questo locale a Selvazzano in via Eugania lungo la strada principale, un ristorante messicano e che nemmeno in un mese ha fatto i conti con 2 spaccate, l'ultima 2 notti fa, poco per il bottino, quasi niente, ma tanti danni. Sì, non rubano nulla, nel senso che è la seconda volta in un mese e non mi è accaduto in 30 anni di attività di avere i ladri, quindi qualcosa sta cambiando, nel senso che l'allarme che adesso si sente effettivamente è anche giustificato, perché è solo per rompere, cioè nel senso che rompono le vetrine che costano molto ripararle e per poi non portare via nulla, neanche una bottiglia di vino, almeno si brinda alla spaccata, invece neanche quello. Tant'è che questa mattina ironicamente è apparso un cartello. Sì, io adesso ho messo un cartello, la porta è aperta, quindi se volete entrare basta che pulite quello che sporcate, troverete il ristorante aperto, soldi non ce ne sono e non ce ne saranno mai, quindi se volete farvi un'ombra, tanto le ho sempre offerte a tutti, le offriremo anche a voi. Ecco, perché appunto nelle casse non rimane niente alla sera, perché insomma anche come commercianti preferite sempre non lasciare nulla nella cassa, è proprio il fatto del vandalismo, del danneggiamento. Sì, penso sia più un gioco come la vedo io, perché rompono in maniera non diciamo professionale, ecco, le vetrate, quindi si mettono con martelli, con quello che hanno, esclusivamente per creare danno. Il bilancio di questo vandalismo? Tra i 2 colpi 4.000 euro sicuri sono andati. E adesso invece torniamo a parlare di violenza sulle donne, di violenza domestica. A Schiavon siamo di nuovo nel Vicentino dopo un litigio familiare, poi risolto è spuntata la presenza in casa di un fucile da caccia. Da una possibile denuncia per violenze personali a una denuncia vera per possesso abusivo di armi. In poche ore la posizione di un uomo di 63 anni, residente a Schiavon, è stata accertata dai carabinieri della stazione di Nove. È stata la compagna dell'uomo, una 53enne, a chiamare il 112 in seguito a un litigio scoppiato tra le mura domestiche. Temendo evidentemente per la propria incolumità, in un periodo in cui i femminicidi sono tornati prepotentemente all'ordine del giorno nelle cronache, la donna ha chiesto un intervento dei militari che sono arrivati nell'abitazione della coppia. La situazione tra i due nel frattempo era tornata alla calma, come appurato dagli stessi carabinieri, i quali hanno poi proceduto a svolgere tutti i controlli previsti in occasione di dissidi familiari.
È a quel punto che è venuta alla luce, per ammissione dello stesso 63enne, la presenza di un'arma in casa. Si trattava di un fucile Winchester calibro 20, modello solitamente in uso per la caccia alla selvaggina, appartenuto regolarmente a suo padre. L'arma però risultava attualmente non denunciata e non censita nell'apposita banca dati. Mancava infatti l'atto di cessione del fucile dal padre al figlio, procedura prevista dalla legge per questi casi. Il fucile, che già era stato preso in consegna dai carabinieri al momento delle verifiche in casa, è stato quindi messo sotto sequestro penale e per il 63enne è scattata la denuncia a piede libero. Un uomo di 55 anni di Villorba con precedenti di polizia è stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri perché sorpreso vicino all'automobile dell'ex compagna, una quarantenne di Treviso, rintracciata nel parcheggio di un locale pubblico di Carbonera grazie a un dispositivo di localizzazione GPS installato a insaputa della donna nel vano motore, dispositivo che è stato sequestrato dai militari. L'uomo era già stato denunciato a giugno per atti persecutori nei confronti della donna e ora agli arresti domiciliari con l'accusa di interferenze illecite nella vita privata. In mattinata l'udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Treviso. Purtroppo notizie di questo tipo che continuano e la settimana che è appena passata è stata la settimana in cui l'eco della tragedia avvenuto nel veneziano con Tania Terrin è stata fortissima. Ovviamente ieri mattina a Castelfranco una mobilitazione voluta dal Comune. Per la prima volta a un evento pubblico i genitori di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa a Riese Pio X 3 anni fa, erano presenti a questa manifestazione, a questa mobilitazione. Entrambe le donne, Tania Terrin e Vanessa Ballan, avevano denunciato i loro assassini. Non è accettabile, ha detto il fratello, che non si sia fatto nulla nell'uno e nell'altro caso. Allora adesso vedremo il servizio con i familiari di Vanessa Ballan che parlano di quanto accaduto nel veneziano, la povera Tania Terrin, ma poi successivamente vedremo anche i dati che sono emersi proprio nella giornata di ieri, solo nella zona della Castellana, ma anche delle denunce presentate all'ospedale di Montebelluna, e sono numeri davvero importanti, anche perché sono numeri molto recenti. Quindi vedremo questi due servizi legati alla violenza sulle donne e poi la pubblicità, e poi di nuovo andremo in diretta. Già per noi oggi essere qui è un grande passo, perché come sapete non ci avete visto, non abbiamo fatto forse quel rumore che si aspettava, ma per una grande scelta consapevole nel rispetto di mia sorella. Cioè il nostro silenzio è stato per lei, per una vita spezzata a soli 26 anni. Fa male e non è solo quello che viene inflitto, ma è tutto il sistema e quanto male e il dolore che si prova dopo. Guardate che bisogna scegliere poi di vivere. E non è facile fare questo passaggio. Soppesa le parole Nicola Ballan, fratello di Vanessa, la giovane mamma coltellata nella sua casa di Riese Pio X il 19 dicembre 2023 da Bujar Fandai, il 42enne condannato la scorsa primavera in via definitiva a 26 anni e 10 mesi di reclusione. Lo fa con accanto i genitori Roberta e Stefano e davanti alle centinaia di persone che sotto la torre civica di Castelfranco si sono ritrovate per ricordare l'ultima vittima di femminicidio in Veneto, Tania Terrin, la 39enne uccisa dal suo ex a Campo Nogara nel veneziano. Troppe le similitudini a 3 anni di distanza tra le due tragedie. Non c'è solo il dolore a legarle, ma anche quelle denunce di fatto che poi si sono rivelate inutili. Anche Vanessa aveva denunciato il suo stalker prima che diventasse un assassino libero di farle del male. Da qui la decisione di rompere un riservo carico di dignità. Non riesco ad accettarlo e sono abbastanza allibito che le modalità siano le stesse e invece dobbiamo evitarla questa cosa. La denuncia è già un grande passo, la denuncia vuol dire arrivare con un carico emotivo importante e con davvero tante paure. Il dolore e la rabbia, racconta Nicola, si alternano di fronte allo stillicidio di violenze. Manca Vanessa, mancano i suoi 26 anni e la sua allegria. La ferita certo non si rimargina, ma può assumere nuovi significati. Stiamo andando verso i 3 anni, anche se non sembra. 3 anni da quando mia sorella non c'è più. E continuano a succedere, quindi quando ho ricevuto questo invito ho detto ok,
è ora di rompere un po' questo silenzio, non giriamoci dall'altra parte. Veramente, potrebbe fare la differenza. Una parola, uno sguardo. Guardate che è fondamentale. In qualsiasi ambito voi lavoriate o qualsiasi sensibilità voi abbiate, siateci, cioè dovete esserci. Ve lo chiedo con il cuore. Ve lo chiedo con il cuore e trasferitelo a chi può ascoltare, cioè tutti. Grazie. Nei nostri pronti soccorsi ci sono numeri terribili e vi assicuro che, parlo solo per Montebelluna dove io lavoro, questa settimana ho fatto vari turni, ne abbiamo avute 9 donne che hanno dichiarato loro di essere vittime di violenza, non tenendo conto di tutte quelle altre che abbiamo riconosciuto, perché non ce lo dicono ma noi le abbiamo viste. Difficile tenere la giusta distanza, impossibile non vedere che dietro ai numeri c'è una vera e propria piaga. Katia Morellato è un medico in prima linea. La violenza è ogni giorno, più volte al giorno, anni, vite rubate. Esistenze sospese nella stragrande maggioranza dei casi dietro le mura domestiche. Per questo da Castelfranco si è voluto lanciare con forza un messaggio con l'assessore alle pari opportunità Serena Stangerlin, che ha invitato a fare rumore con il tintinnio di quelle stesse chiavi che spesso chiudono in casa mostri, vittime e abusi. Perché la violenza sulle donne non è un fatto privato ma è un fatto collettivo che ci coinvolge tutti, e se facciamo rete riusciamo a cambiare anche la cultura nella quale questo fenomeno è radicato. La sindaca Ghi Menton, dal canto suo, ha ricordato con emozione anche Iole Tassitani, sequestrata e uccisa nel 2007. 20 anni quasi sono passati da quella mattanza che sconvolse non solo la Castellana, ma l'Italia intera. L'impegno è preciso. L'amministrazione comunale c'è, noi vogliamo far capire che questo tema della violenza sulle donne è un tema per noi prioritario, deve essere un tema sul quale noi saremo in grado di fare rete con tutte le istituzioni regionali ma anche del territorio, con gli enti del terzo settore. Le donne non devono sentirsi sole. E la rete non ha colori politici. Sotto la torre civica per la regione anche l'assessore Paola Roma, che si è soffermata sulla necessità di coinvolgere il mondo sportivo. Chiaro che poi ci sia il nodo delle risorse. Si sta stabilendo proprio adesso quelli che sono l'ammontare anche delle risorse ministeriali, ma anche grazie all'importante contribuzione del Consiglio regionale, proprio questa attività che va ad allegarsi anche a quegli appartamenti, una parte abitativa di sgancio proprio in uscita proprio dai centri antiviolenza, dall'opportunità di inserimento lavorativo e poi in questo percorso di vita. Ma se è vero che una donna su 3 è vittima di violenza, un uomo su 3 è quasi sempre nel carnefice. Da qui l'attività dei CUAV, i centri per gli uomini autori di violenza. Nella Marca ce ne sono 3, a Montebelluna, Conegliano e Treviso. Non si guarisce perché non è una malattia, però si può cambiare perché il cambiamento è possibile. Se l'essere umano non avesse la possibilità di cambiare, saremmo rimasti solamente dei grumolini di cellule e non saremmo diventati le persone che siamo oggi. Cambiamento è la parola più ricorrente nel sit-in che nella città del Giorgione ha unito più generazioni. Dobbiamo essere unite e dare un messaggio che bisogna cercare di cambiare la mentalità di questi uomini. Dalla scuola e da istituzioni che possono sostenere e piano piano aiutare questi giovani a capire. Ci auguriamo che la presenza di molti uomini possa testimoniare che c'è qualcosa e la voglia di fare sicuramente meglio. Ci siamo sempre, soprattutto gli uomini, mi raccomando. Di nuovo in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. È morto improvvisamente mentre era in ferie in Campania, sua terra d'origine. Lutto a San Zenone degli Ezzelini per la scomparsa a 58 anni di Alessandro Riccardi, colonna portante della protezione civile comunale. Vediamo se c'è il servizio.
Eccolo. Un malore improvviso mentre era in spiaggia con la famiglia nel Casertano. È morto così Alessandro Riccardi, 58 anni, da una ventina, residente a San Zenone degli Ezzelini. La sua scomparsa è un lutto che unisce due comunità, quella di Sparanise, comune campano del quale era originario, e quella appunto di San Zenone, dove viveva con la moglie e 3 figlie e dove era molto conosciuto e ben voluto. Riccardi era volontario della Protezione Civile Comunale, della quale era diventato una colonna portante. Così lo ricorda il sindaco Fabio Marin. La morte di Alessandro ci ha colpiti profondamente. Era uno dei nostri volontari della Protezione Civile, una persona che quando c'era bisogno c'era, con spirito di servizio e disponibilità. Oggi credo servano poche parole. Resta soprattutto un grande dispiacere, ma l'abbraccio più sincero e più grande va alla sua famiglia e anche a tutti i nostri volontari della Protezione Civile che insieme a lui hanno condiviso tanti momenti importanti, specialmente a servizio dei bisogni della nostra comunità. Riccardi aveva lavorato per molti anni a Borso del Grappa, da poco era stato assunto come magazziniere a Tezze sul Brenta. I funerali sono stati celebrati nel suo paese natale, ma gli amici della Protezione Civile di San Zenone stanno organizzando un ultimo saluto anche nel paese che era diventato la sua casa. La politica è polemica nella Marca e non solo per lo squadrismo Summerfest andato in scena sabato pomeriggio a Vedelago, un ritrovo organizzato dal responsabile di Futuro Nazionale di Montebelluna Cristian Zamperoni e al quale hanno partecipato tra gli altri Gio Formaggio, esponente di Futuro Nazionale, ma anche il sindaco di Spresiano ed ex esponente di Fratelli d'Italia Marco Della Pietra. Un richiamo, quello allo squadrismo, che ha innescato ovviamente la bufera in rete. In molti si sono chiesti, attaccando i post di Gio Formaggio, se il raduno presente circa un'ottantina di persone non fosse una vera e propria apologia del fascismo, richiamando l'attività ovviamente di intimidazione e violenza delle camicie nere. I responsabili hanno parlato di aver usato, hanno raccontato di aver usato il termine squadrismo nell'accezione di fare squadra, ma voi capirete bene insomma che dopo l'utilizzo del termine camerata e ora il termine squadrismo, inevitabilmente le polemiche sono aumentate e stanno aumentando in queste ore. A commentare anche questa vicenda la deputata del Partito Democratico, la trevigiana Rachele Scarpa. Sentiamo cosa ha detto. Ogni volta che gliene si chiede conto, a destra rispondono che il fascismo è morto 80 anni fa. Poi però a Vedelago spunta lo squadrismo Summerfest, con tanto di invocazioni ai camerati, striscioni, un sindaco ex Fratelli d'Italia tra il pubblico. Nella gara chi è più a destra, Futuro Nazionale ormai ha perso persino la vergogna che la storia dovrebbe imporre. Invocare lo squadrismo non è folklore, è l'invocazione, il richiamo esplicito a un regime autoritario i cui valori sono incompatibili con quelli della nostra Repubblica. Il 26 agosto invece inizia la festa di Rifondazione Comunista che quest'anno si sposta a Limena nel Padovano. Massima attenzione ai temi internazionali con la partecipazione degli ambasciatori di Cuba e Palestina. Pace, lavoro, ambiente. La festa di Rifondazione Comunista quest'anno si sposta a Limena, Pra del Donatore, in via Magarotto, dal 26 al 30 agosto e dedica ampio spazio a temi nazionali e internazionali con ospiti importanti. I temi sono quelli del lavoro, del reddito, dell'ecologia, della pace, della salute e della Costituzione. Avremo l'apertura della festa con l'ambasciatore di Cuba per esprimere solidarietà al popolo cubano che in questi giorni, insomma in questi ultimi tempi, sta vivendo una situazione davvero difficile per il bloqueo e per la mancanza di energia per l'isola, e avremo l'ambasciatrice palestinese venerdì 28 agosto e il 27 agosto
avremo Francesca Albanese che parlerà di Palestina. Il 28 agosto ci sarà anche un pranzo con Luca Mercalli per parlare di clima e in serata il dibattito sulle crisi industriali con i casi Electrolux e Ilva. Durante i giorni della festa si continuerà a raccogliere le firme legate al tema Tax the Rich, che fa riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare intitolata 1% equo. Noi vogliamo introdurre una tassazione che sopra i 2 milioni di euro, e esclusa la prima casa, che potrebbe essere anche un castello, preveda progressivamente una tassa speciale per finanziare la scuola, per finanziare la sanità, per finanziare progetti di risistemazione idraulico-ambientale e anche, se avanzasse qualcosa, per finanziare un po' di formazione di base per i lavoratori. Ospiti della serata conclusiva esponenti del PD, del Movimento 5 Stelle e di AVS per avviare il dibattito per le elezioni politiche 2027. Ci sarà invece una discussione sulle prossime elezioni nazionali dell'anno prossimo, ne discuteremo il 30 agosto con tutti gli esponenti del fronte costituzionale del centrosinistra. Anche Forza Italia a Padova guarda ovviamente alle elezioni amministrative 2027. In questo servizio si concentra sul tema del turismo. Il turismo in Veneto cresce nel 2026. L'effetto Olimpiadi di Cortina, la scelta di mete nazionali invece di viaggi all'estero dovuta alla situazione critica mondiale. Ma a Padova il trend positivo degli ultimi anni sembra essere rallentato e l'onda positiva del riconoscimento UNESCO dell'Urbs Picta non basta più. A segnalare il calo dell'attrattività della città euganea è la segreteria cittadina di Forza Italia. Un tema, quello del rilancio del turismo, che dovrà essere tra quelli al centro della prossima campagna elettorale, spiegano. Una gestione organica è necessaria, è sempre più necessaria. Si parlava di un marchio, Padova deve esprimersi attraverso un marchio, abbiamo il Santo, abbiamo Prato della Valle, abbiamo Urbs Picta, abbiamo i colli, abbiamo le terme, poi se alziamo lo sguardo, quindi ecco, serve che Padova si comunichi, perché viviamo nell'epoca della comunicazione, in maniera più decisa, più identitaria e che poi ragioni attraverso questi termini con una pianificazione che sia più organica. Al centro delle considerazioni degli azzurri padovani la gestione degli introiti della tassa di soggiorno, circa 4 milioni di euro l'anno, e un'organizzazione attraverso un'unica cabina di regia della promozione turistica. Primo, individuare chiaramente e comunicare alla città cosa entra nelle casse del Comune di Padova come imposta di soggiorno e come viene spesa. E la proposta in realtà è quella di destinare totalmente queste risorse alla promozione turistica. Secondo, come dicevamo prima, di riorganizzare la promozione anche strutturalmente, anche attraverso la neonata o forse non ancora nata Fondazione per il Turismo, e dotarla però di risorse certe, programmi chiari e misurabili e management all'altezza di portare avanti questi progetti. Serve maggiore pianificazione a lungo termine, continuano gli esponenti di Forza Italia, e un maggiore slancio anche per intercettare i giovani. Ci sono diverse proposte, diversi festival, eventi con anche biglietti, quote giovani, quindi in realtà la possibilità per i giovani, soprattutto anche in una città universitaria, quindi anche unire diversi ambiti, volendo unire diversi ambiti, le proposte per i giovani ci sono, manca secondo me come hai detto prima, unificazione dei canali di comunicazione e soprattutto una pubblicità più efficiente. La sanità adesso, e parliamo della carenza cronica di operatori sociosanitari nelle case di riposo, situazione che sta diventando ingestibile, tanto che alcune strutture sono state costrette a chiudere alcuni reparti perché senza personale. Allora affrontiamo questo tema sentendo l'allarme di chi gestisce le case di riposo, ma anche quali sono le soluzioni che può proporre la Regione. È una situazione esplosiva
esplosiva, non ci si rende conto di quello che accadrà da qui a 6 mesi, 12 mesi. Mancano operatori sociosanitari nelle case di riposo e la situazione sta diventando ormai ingestibile. La denuncia di Giorgio Pavan, direttore di Enea ex ISRA, l'IPAB trevigiana tra le più grandi del Veneto. Lo scorso anno abbiamo fatto un concorso per operatori sociosanitari, sono iscritti in 120 persone, nel frattempo abbiamo fatto 4 ulteriori concorsi, all'ultimo concorso si sono iscritti 9 persone e sono passate in 6. Numeri insostenibili per molte strutture costrette a chiudere reparti per mancanza di personale. Lo scorso anno, il 17 ottobre, lo scorso anno abbiamo organizzato un convegno dove davamo l'allarme in modo chiaro sin dal titolo del convegno, sull'orlo del precipizio, e i temi erano appunto l'assenza di operatori sociosanitari nel mercato di lavoro, il secondo era il tema dei tantissimi anziani che chiedono, diciamo così, di essere accolti nelle nostre strutture. Il terzo tema è un tema di sempre, è un tema dei soldi, insomma, i soldi che non ci sono. Ebbene, continua Pavan, ora in quel precipizio ci sia dentro. Le soluzioni possono essere solo articolate con un approccio di sistema, a partire da quelle tampone già in parte attivate dalla Regione, come l'assistenza indiretta, che consiste nell'affidare attività non sociosanitarie, come ad esempio quelle alberghiere, a persone comunque formate ma senza qualifica di OSS. Ma il problema di fondo, secondo Pavan, è incentivare i giovani a scegliere questa professione, a cominciare dal lato economico. Prima cosa, investire soldi. La Regione investa e paghi il lavoro, oppure come tirocinanti, come attività, diciamo, non a stipendio pieno, ma non si faccia pagare per fare un lavoro che nessuno vuole fare, ma investi per un lavoro che pochi vogliono fare affinché chi vuole lo faccia. Altro tema è quello di assumere lavoratori stranieri. Lo si sta già facendo per gli infermieri. Nelle strutture Enea, ad esempio, su 80 infermieri, 70 vengono dall'estero. Per gli OSS, le case di riposo chiedono l'aiuto alle istituzioni. Io penso che ci debba essere l'istituzione, la Regione, che si fa promotrice di questa azione e sviluppa dei partenariati con il Brasile, con l'Argentina, con il Sud America, visto che c'è una comunanza culturale dove è più semplice anche dal punto di vista linguistico. Infine, il problema degli alloggi per questi lavoratori così preziosi per le strutture di assistenza agli anziani. C'è bisogno di fare una politica con della casa che dia la possibilità agli stranieri e agli italiani, e anche agli italiani, di poter lavorare, fare questo lavoro, prendere il proprio stipendio, aprire un mutuo, mandare i figli a scuola e così via. Case di riposo allo stremo per la carenza di operatori sociosanitari. All'appello delle IPAB del Veneto sta rispondendo la Regione con un percorso da fare insieme per trovare delle soluzioni. Si lavorerà su più fronti, in primis affrontando la questione abitativa del personale, soprattutto quello che arriva dall'estero. L'opportunità di utilizzo, anche di partecipazione direttamente delle IPAB a questi bandi diventa fondamentale anche per la parte legata all'abitare, con priorità personale sanitario e sociosanitario. Quindi credo che questo sia una parte anche legata all'abbinare un contratto anche attraverso una possibilità di abitazione. Nello stesso tempo la Regione Veneto vuole coinvolgere anche le IPAB con il loro patrimonio immobiliare nel piano casa regionale. Poi c'è la questione della formazione del personale. Attualmente i corsi di formazione per coloro che vogliono diventare operatore sociosanitario sono a pagamento, con costi che si aggirano mediamente sui 2.000 euro. Con l'assessore Mantovanna abbiamo posto in essere un provvedimento legato proprio alle classi quarte e quinte che seguono proprio l'indirizzo sociale per avere un'opportunità, e si parla di 2 milioni di euro in questo bando che è uscito, proprio per permettere anche la formazione e l'opportunità di agganciare anche questi ragazzi, questi studenti che fanno un percorso che è molto importante, perché è legato anche molto di più dell'assistente familiare, che permette poi di essere agganciati anche al mondo lavorativo. Mancanza di manodopera nelle aziende. Alla Regione si rivolge il presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. La verità è che la carenza di manodopera c'è, ma è altrettanto vero che oggi abbiamo bisogno di manodopera di qualità, quindi di persone assolutamente formate. Io continuo a dire, noi continuiamo come Confartigianato, continuiamo a fare pressioni affinché la politica, affinché la Regione si impegni sempre di più nell'incentivare anche economicamente le scuole professionali e gli istituti di formazione
formazione, perché di questo abbiamo bisogno. Non ha dubbi il numero uno della Confartigianato trevigiana Armando Sartori: è la formazione professionale la priorità delle imprese in un mondo del lavoro che cambia velocemente, con i territori confinanti al Veneto che certo non stanno a guardare. In Lombardia hanno un altro passo, e tanto uguale in Emilia Romagna. Basta pensare insomma che la Motor Valley non è che ha una manovalanza di bassa lega, diciamo così. Vi tralascio i dati del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, o meglio delle province a statuto autonomo, perché insomma lì siamo proprio in un altro mondo. La manodopera qualificata e con essa il Made in Veneto passa per il mondo della scuola, istituti professionali ma anche ITS, gli istituti tecnici post maturità. Questione di competitività per gli artigiani che va affrontata qui e ora. Sartori guarda già la partita sull'ormai prossimo bilancio regionale. L'appello a Giunta e Consiglio è chiaro. Speriamo in un cambio di passo, in una rivisitazione del bilancio preventivo, e dove si vada ad evidenziare in maniera reale quelle che sono le attenzioni alle scuole. E intanto il Veneto è tra le grandi regioni del nord Italia che è quella che perde più giovani laureati che si trasferiscono all'estero, la cosiddetta fuga dei cervelli, l'allarme della CGIA di Mestre. È vero che molti giovani laureati si trasferiscono a lavorare all'estero, ma a livello nazionale la loro partenza viene abbondantemente sostituita dai loro coetanei stranieri che si trasferiscono in Italia. Un fenomeno che però non si ripete del tutto in Veneto, dove nell'ultimo quinquennio il saldo è negativo di quasi 700 unità. Non un numero enorme, ma abbastanza da rendere il Veneto l'unico in passivo tra le più grandi regioni del nord Italia. Dati negativi si registrano peraltro anche in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Anche se il fenomeno ha dimensioni contenutissime, il Veneto perde la sfida dei laureati. Rispetto a Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, la nostra regione sconta un problema strutturale. Poche grandi imprese, ancora meno multinazionali, sono realtà che altrove assorbono i giovani con titolo di studio universitario. Secondo lo studio della CGIA di Mestre, tra il 2019 e il 2024 si sono trasferiti all'estero 11.316 giovani veneti, ne sono rientrati 3.288 e ne sono arrivati dall'estero altri 7.357 con almeno una laurea triennale. Il saldo è negativo di 671 unità, non una cifra enorme ma comunque un dato negativo. A pesare anche il declino di un sistema bancario e assicurativo che un tempo garantiva lavoro qualificato, ora non più. Resta un tessuto fatto di micro e piccole imprese, competitive nel mondo ma troppo piccole per far spazio a tutti. In ognuno dei 5 anni monitorati dalla CGIA di Mestre sono emigrati all'estero una media di circa 2.300 laureati veneti tra i 25 e i 34 anni, al netto dei veneti rientrati. Il dato è significativo, anche se poi, rapportato alla popolazione universitaria, si riduce all'1,4%. Ciò non toglie però che il problema esiste. In una regione che vuole crescere economicamente, il saldo dovrebbe almeno essere positivo. Conosce gente che per caso dei giovani che sono dovuti trasferire? Beh, conosco persone sì che vivono, che si sono trasferite all'estero, sì. Cosa le hanno detto, che ci si sta meglio? Un po' meglio, sì. Bengodi non c'è da nessuna parte, però un po' meglio, sì. Quando i ragazzi fanno anche gli Erasmus che vanno all'estero, si rendono conto che lì hanno più opportunità e più possibilità, quindi dopo di conseguenza quando ritornano ci pensano un po' se rimanere in Italia oppure andare all'estero dove hanno magari avuto delle opportunità maggiori. Non lo sapevo sinceramente. Sembra che soprattutto gli ingegneri rimangono, mi pare, noi abbiamo parecchie, io lavoro nel campo dell'automazione, mi pare che ingegneri rimangano, qui abbiamo molte aziende nel campo dell'automazione. Che dicono che generalmente andando all'estero o in altre regioni, diciamo, vi viene più riconosciuta la carriera, le competenze. Forse nella seconda, diciamo, assunzione, ecco, però in prima assunzione credo che rimangano abbastanza. Almeno questa è la mia sensazione. Lei poi. Che ramo lavora? Automazione industriale. Il maltempo, il clima davvero particolare di questi mesi, peraltro nella notte dovrebbe arrivare un'altra ondata di maltempo in Veneto e anche nella Marca trevigiana, poi però tornerà il caldo, è un po' davvero la doppia allerta di questi mesi, da una parte il caldo e dall'altra il maltempo, e in tutto questo l'allarme delle alghe sul Sile con il sopralluogo del Genio Civile
nella zona di Silea. Siamo molto contenti di aver avuto un riscontro così immediato da parte della Regione del Veneto, del Genio Civile di Treviso, che davvero ringrazio per il sopralluogo di ieri, che ci ha permesso di condividere appunto lo stato così grave in cui versa il Sile per quanto riguarda il tema delle alghe nel territorio di Silea, ma penso che questa situazione sia simile anche negli altri comuni rivieraschi. Gli interventi sono previsti appunto per i primi di settembre. Ha avuto successo l'appello della sindaca che aveva chiesto al Genio Civile alla Regione Veneto un intervento urgente per rimuovere la consistente presenza di alghe nel Sile all'altezza dei posti barca di Sant'Elena e davanti all'osteria da Anea. Una situazione gravemente compromessa anche a vista d'occhio. Nelle scorse ore è arrivato proprio il sopralluogo dei tecnici del Genio Civile di Treviso e del comune di Silea che hanno confermato gli interventi di pulizia per settembre, ma la sindaca auspica un tavolo di concertazione tra enti interessati che faccia dell'efficienza la parola d'ordine. Rinnovo però il mio invito e il mio appello a coordinare al più presto un tavolo interistituzionale con gli enti superiori e con i comuni rivieraschi, perché si trovino dei protocolli di azione molto più snelli per interventi efficaci e puntuali. Le alghe non aspettano la burocrazia degli enti per riprodursi e prolificare, quindi è necessario che ci siano delle procedure amministrative che consentono degli interventi molto più puntuali e molto più diciamo tempestivi. Il cambiamento climatico ha certamente influito, ma l'episodio si ripeterà. Del resto, anche negli scorsi anni la proliferazione vegetale era stata ampia. Dunque è bene prepararsi al futuro per tempo, anche perché il Sile è zona tutelata dal punto di vista ambientale dall'omonimo ente parco ed è anche area di interesse turistico. Come tale andrebbe pertanto mantenuto in condizioni di eccellenza. Gli interventi programmati per settembre sono degli interventi importanti che andranno a intervenire sia sulle sponde sia sull'alveo e quindi questo è già un grande risultato, un buon risultato, ma non si può aspettare ogni anno di trovarsi in queste situazioni che rischiano di compromettere veramente l'assetto complessivo del fiume. Siamo in chiusura, non ci sono altri aggiornamenti di cronaca. Vi ricordo che abbiamo aperto con la notizia del gravissimo incidente sul lavoro, un 20enne operaio travolto dal muletto in un'azienda di Marano Vicentino. Le sue condizioni sono molto gravi. Vi lascio come sempre al meteo, poi alle 16:15 il film alle 5 della sera, un film pluripremiato di Samira Makhmalbaf. Ha vinto tra l'altro il Gran Premio della giuria al Festival di Cannes del 2023, che racconta le difficili condizioni della donna in Afghanistan. Questo è il film alle 16:15, grazie per averci seguito, arrivederci.